Ragazzi, siamo 15 aprile 2009, stagione 2008-2009 appunto. Siamo ai playoff tranquillamente, con un bel score, diciamo. Andiamo a vedere le classifiche. Siamo secondi, c'è Philadelphia, gran squadra. Prima è anche Orlando, ragazzi, molto forte. Miami, Boston è leggermente in calo. E tra le big, insomma, Toronto malissimo. In Western, Minnesota, Los Angeles seconda, ma tanto poi sappiamo che perderà. Finisce. LeBron James però vince l'MVP. Il problema è che il Cume non vince più. Russell Westbrook è matricola dell'anno, batte anche Derek Rose. Jason Terry, sesto uomo. LeBron anche il difensore, ragazzi. È veramente il turno di LeBron. Trent Posey, giocatore migliorato. James King, che non è King James, miglior allenatore. Jerry Trample, miglior general manager. Signori, LeBron Show. Noi almeno rientriamo nel secondo quintetto, ragazzi. Ma puttana, c'è sto Gilbert Arenas e Wade che fanno merda. Siamo contro Indiana, non dovremo avere troppi problemi. No, sono un pippone, scusate. Vai. Spero di non avere problemi in questa serie. Ecco, stiamo già perdendo, perfetto. Mamma mia. Oh. Concedi più minuti al Kuma, sì. Invece il Kuma non esce più via, LeBron sta un po' oscurando. Fiori? Dopo una stagione così stiamo rischiando, eh? Ok. Ce lo ricordiamo. Cioè, non vinciamo l'MVP dal 2002, campioni abbiamo 25, nel 2007 abbiamo giocato le finali, 2008 abbiamo perso il secondo turno, adesso stiamo rischiando di perdere addirittura. Fioi, sveglia. Voglio il dominio Indiana. Siamo là comunque. Adesso arriva la vittoria, perfetto. Comunque abbiamo il record di triple realizzate nei playoff. Questo è un buon record per Veneziano. Ottimo. Dai. Andiamo a passare sto primo turno. Comunque non stiamo dominando. Abbiamo vinto un titolo, però attenzione, siamo là. Vediamo se devo già provare a rientrare. No, siamo molto fuori. Boston, potrebbe essere una sfida con Boston. Cazzo, gara 4. Cioè, gara 7. Attenzione, stiamo rischiando di andare fuori, andiamo fuori qua, non posso permettermi, devo entrare adesso. Mamma mia. Raga. Disastro amministrativo per il Kuma. Dai. L'MVP, LeBron James, il miglior difensore, stanno rischiando di uscire al primo turno. Sapevo di essermi indebolito, ma non pensavo così tanto. Cioè, i playoff purtroppo contano di più, ma Veneziano dopo rientra, spero. Gordon. Bravo Ben. 25-9 per Veneziano comunque.
Una gara 7 pesante, già il primo turno mi stanco molto. Contro i Pacers. Bravo Boozer. Vai King. Ma no! Occhio ragazzi. È da solo. Buono. Bravo Bargnani. Dang, preso parametro 0. Non sta facendo malissimo. Bravo Andrea. No. Mamma mia Bargnani. Che pippa atroce. Si fa fatica ragazzi. Non stiamo facendo grandi cose a Chicago comunque. Dove il progetto diciamo più ambizioso è quello di portare titoli e battere Michael Jeffrey. Vai King. In questo momento è lui il prescelto, è lui. Comunque è doppia doppia per Bargnani, È proprio LeBron che sta portando per mano Chicago, Bravo Andrea. Mamma mia. Non si posso entrare. Ok. Vai. Entra The Chosen One. Perché per tanti è il Cume. Per altri è LeBron. Bello, bel inizio del Cume. Il Cume sente un po' la pressione di James. Vuole essere il Cume la star. Bravo Boozer, però quella prestazione dei playoff rimarrà nella storia, Con quelle 11 triple. Merda. Bravissimo. Grande Andrea. Tiziano è stanco. Grandissimi. Gordon. Ok, il Cume almeno va ai liberi dalla linea della carità. Buono.
Se mi tocca giocare così gara 7. Bella stazione di Indiana. Bella. Niente, siamo avanti così qua. Dalla mattonella di Veneziano, boom. Eccolo qua. Picca in cume a sinistra, solo rete. Mamma mia, sti qua le mettono tutte però, vaffanculo. Pazzesco. Solo rete, ancora. Niente, il cume nei playoff è devastante. Ancora tripla, ma porco. Sì, vabbè, però veramente devo perdere, dai, che merda. Dio Pontatus. La perdo. Pazzesco. Bella difesa del cume, ma poi la mettono. Incredibile. Stiamo rischiando di uscire al primo turno, una vergogna. Vuole far troppo il cume. Male. Altro errore, basta. Sembra finita, sembra finita. Sembra finita, pazzesco. Mettono tutto, Fioi. Purtroppo mettono tutto, è finita, cioè, salvo miracoli, è finita. 7 di svantaggio nell'NBA, non sono niente con 4,43, però la loro mettono veramente tutto. Mi prendono per il culo addirittura. Vai King. È più fresco King, devo sfruttare lui, il cume non ce la fa più. Bravo. LeBron è più giovane e di un altro pianeta, c'è poco da fare. Veneziano deve accettarlo. 4 MVP consecutivi sono tanti, deve accettare che forse non ne vincerà più di MVP. Non puoi lasciarlo da solo però. Stiamo stanchissimo. Buono. Carlos Boozer. Punteggio altissimo. Ma questo non è mai fallo. Questa è dura da digerire però, eh. Niente, il cume non c'è. Peccato. Ok, il primo va. No, secondo è un mattone osceno.
2 possessi pieni di vantaggio per Indiana, che si è inventato quelle 3 triple consecutive, ne ho fatte 2, loro 3. Sì, anche loro sbagliano. No, ma non possono stopparmele tutte. Vabbè. Iniziano a perdere la testa. Raga, è andata. Perdiamo al primo turno. Scandaloso. Come la mette, ma forse è tardi. Ma il Cuba sta diventando un cecchino da 3 mostruoso, ma non basta. Grande difesa qua di Busele veneziano. Questo forse no. Almeno Busel recupera. Bravissimi. Bravo Gordon, dai. Azione sublime qua di Chicago. Non è finita, non è finita. No. Bravo. Bravo LeBron. Bravo Andrea. -1. Grande rimonta, grande rimonta. Che difesa di merda, mamma mia, che difesa di merda, Dio. Bravo. LeBron è mostruoso, Fiori. Dai, Kume, dai. Niente, però le mettono tutte, è incredibile, è incredibile. Un po' stracciata, sinceramente. Da casa sua il Kume la sbaglia, è finita. No, non ci credo. Bargnani grande! Amo Andrea. Bravissimo LeBron per il Kume. Guardate qua LeBron. E il Kume schiaccia. Speriamo sia Bargnani a regalarcela quella stoppata mostruosa, no? Niente. E adesso, come ti prego, devo fare la tripla per forza. No, no. Incredibile. Incredibile. Usciamo. Purtroppo il Kuma quando nel momento topico sbaglia. Basta, è finita adesso. Mamma mia. Poi il primo turno è una vergogna però, questa squadra. Progetto difficile a Chicago. Sono tutti morti poi. Iniziamo al 43.
Che triplone, signori. Che triplone. Purtroppo la metto. Vabbè. Deve vincere Indiana comunque. Deve vincere Indiana. 15 seconds left in the fourth quarter of this one. As what's your take? Trying to stay alive. They've got to work quickly. They're going to draw up a play here, I think, to get a shot right off. Che azione. Che azioni, ragazzi. Dai, sbagliatene almeno uno, cazzo. Sì. Sto tentando il tutto per tutto, siamo che sfortunati però, Vabbè, che punteggio mostruoso comunque. Ma no, dai il cume, zio. Ma che schema di merda, ma dai. Ma vaffanculo. Fuori il primo turno perché siamo dei coglioni. Squadra eliminata sto cazzo. Inter Los Angeles è vergognosa, non vince mai, madonna. Philadelphia Timberwolves. E vince Philadelphia, signori. Con Gilbert, Gilbert Arenas va da Boston a Philadelphia e vince con Philadelphia. Pazzesco. Pazzesco, raga. Arenas è il dominatore in questo momento. Chi si ritira? Shaquille O'Neal si ritira, ragazzi. Anche Nick Van Exel, Vin Baker. Shaquille O'Neal saluta la National Basketball Association. E la saluta con 2 MVP, 2 titoli NBA, uno con noi e tante altre belle robine. Ritiri staff. Hall of Fame O'Neal e Vin Baker. Vediamo come saluta Vin Baker con nessun titolo, però tante belle cose. Vedi. Ritiro maglie O'Neal da Dallas. E anche O'Neal da Los Angeles. Ok. Modifica il pavimento per Chicago. Vabbè. I Piston avranno la prima scelta. Madonna, ma che palle. Siamo in difficoltà. Vinciamo, posso dire fai te perché non mi interessa. Non mi interessa, e qua sarà bello quanti campioni. È uno dei draft con più ricchi di talento. Draft NBA. Stephen Curry, ma sappiamo che potrebbero anche cambiare le cose. Dana Boyd. Ho il Barba a Portland. DeMar DeRozan. Ricky Rubio. Blake Griffin a New York. Belli.
Ciao. Ok, boh, ricapitoliamo il draft. Stephen Curry prima scelta, Boyd, Harden, DeRozan, Rubio, Blake Griffin, poi via via tutti gli altri. Anzi raga, vi saluto qua, un saluto dal Commendone Veneziano, nel prossimo video commenteremo i nuovi roster, però sono un po' deluso perché sinceramente potevamo fare molto molto meglio. Ciao!